in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci qui come ogni mercoledì con lo sportello pensionati. Siamo come sempre in diretta. Nostri ospiti oggi sono Renata Della Ricca, che è segretaria dell'AST CISL di Udine, e Renzo Mularo, in rappresentanza dell'FNP di Codroipo. Buon pomeriggio, come state? Pomeriggio. Grazie per essere qui. Oggi è una giornata importante perché ancora riunito, stiamo aspettando a momenti, no? Se arrivano notizie, perché ancora riunito il Consiglio dei Ministri proprio per deliberare, no? Questo decreto ponte, perché dobbiamo ricordare che appunto con il 30 di giugno scadeva il blocco dei licenziamenti. È stato raggiunto questo accordo, è stato sottoscritto questo accordo a Roma che ha coinvolto praticamente le associazioni datoriali, le associazioni imprenditoriali e i sindacati. Quindi soddisfazione è stata espressa dai tre massimi esponenti, ma vediamo in che cosa consiste effettivamente questo accordo, Renata. Ma noi siamo soddisfatti dell'incontro di ieri, un incontro intenso, lungo, anche faticoso, però che ci ha portato a casa 4 punti importanti. Un incontro anche dopo la manifestazione che è stata fatta sabato in tutta Italia con 3 piazze importanti, Firenze, Torino e Bari. 3 piazze dove c'era la presenza di diversi delegati, RSU e quasi tutto il mondo del lavoro. Una manifestazione fatta anche in sicurezza, con mascherine, con il distanziamento, in modo da non contagiarsi anche uno con l'altro, e bene o male quelli che siamo partiti anche qui da Udine avevamo la doppia vaccinazione importantissima oppure un tampone negativo, ed è per questo che siamo ritornati. Siete partiti da Udine? Ma noi come CISL all'incirca una ventina, quindi un numero... C'erano anche i pensionati, perché c'erano so che, anche i pensionati, che, perché all'inizio le tematiche che non potessero esserci, invece hanno partecipato qualche anche loro. pensionato che aveva fatto il doppio richiamo con le vaccinazioni si sono uniti a noi, perché i temi che abbiamo portato in piazza non erano solo temi per i lavoratori, ma anche per la sanità, per le case di riposo, la legge quadro per la non autosufficienza, quindi in tematiche importanti, ma tematiche importanti perché finalmente, e posso dire in questi anno e mezzo di pandemia, CGIL, CISL e UIL hanno lavorato sempre insieme e uniti, portato avanti le varie tematiche. Ieri al tavolo abbiamo avuto 4 punti importanti che si sono sviluppati, quindi si seguirà con questo blocco di licenziamento per dei settori che hanno sofferto molto e che ancora non c'è la ripresa, pensiamo al tessile, alla moda e altri settori, e per le aziende che sono in crisi o hanno aperto dei tavoli al MISE possono utilizzare altre 13 settimane di cassa integrazione, ma anche vedere se si possono fare degli orari ridotti, dei contratti di solidarietà, in modo da aiutare i lavoratori. Altra cosa importante è che c'è stata la richiesta e ci sarà un tavolo di confronto continuativo tra le parti sociali, parti datoriali, parti sindacali e il governo sulle varie tematiche. Questo è veramente importantissimo, perché se tutte le parti sociali comunicano e possono sviluppare insieme le varie tematiche, si possono dare delle risposte ai cittadini e alla nostra popolazione. Per noi poi è importantissimo riprendere in mano le politiche attive del lavoro e
partire con una nuova riforma, perché anche i lavoratori che escono da un'azienda devono essere formati, riqualificati e poter entrare subito in un altro percorso lavorativo, perché questa si dà anche dignità ai lavoratori e dignità al lavoro. Non si può vivere solo di bonus e di sostentamenti, ecco. Una persona deve realizzarsi e ci si realizza anche attraverso il lavoro. Ecco, poi è stato anche rilevato che in questo modo, perlomeno con questo accordo, si è in un certo senso rafforzato, o perlomeno questa è la sensazione dall'esterno, che si è rafforzato il dialogo sociale. Sì, era molto importante sociale. che si rafforzasse in questo momento, no? Sì. Ci sono stati degli anni bui sul dialogo sociale, la coesione sociale, e questa pandemia ci ha visto dialogare tra vari interlocutori pensando al bene comune, non al bene di poche persone. Come abbiamo cercato sempre di fare degli accordi, dei protocolli per proteggere le aziende, i lavoratori, per poter continuare la produzione, il lavoro all'interno delle aziende, questo dialogo ci ha visto anche un dialogo molto proficuo nella sanità, pensiamo anche ai tavoli sulle vaccinazioni, la protezione anche degli utenti quando entrano nelle aziende ospedaliere, e speriamo che questo dialogo possa continuare anche per il futuro. Perché se questo dialogo continuerà, praticamente i sindacati pensano già si può anche ridisegnare pian pianino tutto il mondo del lavoro. Sì, ridisegnare, ripensare il mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di nuove riforme perché il mondo cambia, adesso ci sono diversi fondi anche attraverso la resilienza e i fondi per il PNR che arrivano dalle ruote, dall'Europa, e questi fondi devono essere spesi bene, devono essere spesi in diversi campi come sono stati descritti sia a livello nazionale, regionale e partendo dall'Europa, e questi fondi ci devono aiutare per una crescita anche della nostra economia e del nostro paese. Renata, se mi consenti, io scenderei un po' anche nelle cose di casa nostra, nelle cose dei pensionati, dell'attenzione a cui le attenzioni di questi giorni, perché so che sono molto numerose in questo periodo, ed è stato evidenziato anche la scorsa settimana, sono molto numerose le richieste per quanto riguarda il reddito di emergenza. Scommetto che anche a Codroipo, allo sportello dell'FNP, scommetto che anche lì arrivino tante richieste. E che vi assorbano, no? Parecchio tempo praticamente che mettete a disposizione in maniera volontaria. Esatto, ci sono molte richieste per il reddito di emergenza. Devo dire che è un bonus che è stato prorogato, che aveva previsto anche con disposizioni precedenti, è stato prorogato e la domanda deve essere presentata entro il 31 di luglio e ha posto delle modifiche rispetto ai bonus precedenti, cioè le modifiche sono inerenti, a parte di essere residenti in Italia, di avere, sono delle modifiche che fanno riferimento all'ISEE, cioè chi fa domanda deve avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro, deve avere un patrimonio mobiliare, cioè nel senso di avere disponibilità economica inferiore a 10.000 euro, maggiorata se ha dei figli con un massimo di 20.000 euro. Poi è incompatibile con il reddito di REM, incompatibile con il reddito di cittadinanza. Però anche nel nucleo familiare non ci deve essere dei lavoratori, dei dipendenti, del componente del nucleo familiare o loro stessi che abbiano
un reddito, una retribuzione pari al bonus di 800 euro. Ecco, abbiamo detto che sta crescendo praticamente il numero di richieste, no? Per quanto riguarda il reddito di emergenza, e questo, come mi conferma Renata, non è un sinonimo di esigenze particolari. Situazioni pesanti, perché uno che ricorre al reddito di emergenza vuol dire che praticamente si ritrova senza occupazione, si ritrova... sia il reddito di emergenza che il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo avuto tante richieste anche nell'ultimo anno, perché veramente è aumentata la povertà. Molte persone si sono trovate senza lavoro e chi ha patito di più i giovani che avevano contratti precari o a tempo determinato e le donne, poi tutti i lavoratori del terziario, del commercio. Quindi abbiamo diverse situazioni che arrivano nei nostri uffici e ci chiedono come possono fare per pagare le bollette, per pagare gli affitti, e quindi abbiamo un ulteriore lavoro anche all'interno dei nostri padronati per dare le informazioni, e qui ritengo che è veramente fondamentale, fanno un lavoro certosino tutti i pensionati dell'FNP della nostra CISL. Ci sono i volontari, no? Esatto, i per volontari che ci sono i volontari che si prestano. Che non lavorano solo a Udine, ma lavorano proprio anche sul tutto il territorio, perché la CISL cerca di essere presente nelle periferie, quindi da San Giorgio, Polmanova, Cervignano, Codroipo, Tricesimo, Cividale, siamo presenti dappertutto per dare proprio delle capillarità, no, della presenza. Sì, dare risposte nelle periferie. Volevo solamente dire che per fare la domanda del reddito d'emergenza non è necessario chiedere un appuntamento come le altre cose per un patrono. C'è un modello, un'autocertificazione praticamente che gli interessati devono sottoscrivere, dove devono anche indicare il codice IBAN per il pagamento e ovviamente il mandato al patronato. Basta presentarsi nella sede della CISL, chiedere il modellino, compilarlo e poi riportarlo ovviamente col documento d'identità e quant'altro. Insomma, non è necessario chiedere appuntamento, però è necessario farlo entro il mese di luglio. Ecco, adesso noi ci facciamo una piccola pausa. Da questo momento diamo il via alle telefonate, potete già inviarci anche gli sms, vedete il numero in sovrimpressione, 351 570 5687 per inviare sms, 0432 57 3517 per telefonare in diretta e parlare con i nostri esperti. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, 351 570 5687 per inviare sms, 0432 57 3517 per parlare in diretta con i nostri ospiti. Uno dei temi che affrontiamo oggi, già la volta scorsa ne avevamo appena un po' così dato qualche accenno, è l'assegno temporaneo. Perché dobbiamo ricordare allora, con il 1° luglio, quindi con oggi, le richieste per il reddito di emergenza, ma anche per l'assegno unico. Chi parla? La Renata o parla? Posso dire io due cose? Sì, ecco, allora comincia Renzo. Allora, l'assegno unico dovrebbe sostituire gli assegni per il nucleo familiare e altri tipi di bonus, così come previsto. Era previsto perché gli assegni al nucleo familiare non era previsto per certe persone, tipo gli autonomi e quant'altro, per cui si era previsto avevano previsto di aumentare questa disponibilità. Ci sono state delle problematiche organizzative, io ritengo all'interno dell'INPS, per cui è stato fatto una proroga
per cui ci sono le persone dipendenti che hanno rapporto di lavoro e dipendenza possono continuare a fare la richiesta per gli assegni familiari come le modalità precedenti, mentre per gli altri, cioè per gli altri, quelli a partita IVA, dovrebbero presentare dal 1° di luglio, però al momento non c'è la disponibilità, c'è la disposizione precisa dell'INPS. Comunque, ecco, c'è una richiesta, vorrei sapere se chi ha il reddito di cittadinanza ha diritto dell'assegno unico per i figli. Sì. Allora, con il 1° luglio cambia tutto il sistema degli assegni familiari, come è stato detto anche dal collega, e ci sono diverse novità. Infatti per quest'anno ci sarà l'assegno, noi lo chiamiamo l'assegno temporaneo, una misura ponte che va dal 2021 al 2022, quindi dal 1° luglio al 31 dicembre faranno la domanda tutte le persone che non avevano diritto l'anno scorso, negli anni precedenti, quindi i lavoratori autonomi, no? E i lavoratori inattivi, cioè tutti i soggetti inattivi, e anche chi ha il reddito di cittadinanza può fare la domanda. Chi ha il reddito di cittadinanza si presenta al patronato o tramite il portale dell'INPS, invia tutti i dati, poi sarà l'INPS che farà i conteggi su quanto sarà la somma che beneficerà per l'assegno unico. Noi in questo periodo abbiamo avuto una grande richiesta degli ISEE, infatti come CAF abbiamo fatto quasi il 35% di ISEE in più, perché se eravamo partiti all'inizio, come diceva Molaro, che c'è stata un po' di confusione, dove tutti dovevano presentare l'ISEE per fare la domanda degli assegni familiari, mentre ad oggi chi lavora è già dipendente, continuerà la procedura come abbiamo fatto l'anno scorso, sempre portando i redditi del 2020 e il nucleo familiare per fare la richiesta. Mentre per chi fa per la prima volta la domanda si fa dal 1° di luglio e fino al 31 dicembre. Chi fa la domanda entro il 30 settembre potrà avere anche gli arretrati, quindi gli arretrati, no? Mentre chi farà la domanda in mese di ottobre, novembre, dicembre percepirà gli assegni partendo da quel mese. Gli assegni non saranno più in busta paga, ma quando si fa la domanda si inserisce anche il codice IBAN, dove poi l'INPS verserà sul conto corrente l'importo degli assegni familiari che chi fa la domanda avrà diritto. Come parte sindacale noi siamo contenti perché abbiamo avuto, tramite, come si parlava prima, questo dialogo tra le parti sociali, abbiamo fatto aumentare, abbiamo sempre chiesto di aumentare il massimale ISEE, perché all'inizio si era partiti con un ISEE fino ai 30.000 euro, quindi molti lavoratori rimanevano fuori, magari chi lavora marito, moglie, hanno una casa, o anche chi all'interno della propria abitazione, perché non c'è solo marito, moglie, figli all'interno della propria abitazione, pensiamo chi ha anche i propri genitori che vivono tutti insieme, quindi hanno un ISEE più alto e non avevano diritto. Avendo un ISEE più alto non hanno diritto. Non hai diritto agli assegni familiari, quindi aver portato un ISEE a 50.000 euro per noi è un buon traguardo. È arrivata una richiesta nel settore metalmeccanico dell'artigianato. Terminati i 6 mesi di malattia, poi si va in aspettativa o ci sono altri mesi di malattia? E se sì, come vengono retribuiti?
E qui ti voglio, Renzo, vediamo se sai dare la risposta. Sono 6 mesi di malattia, poi sarebbero per alcune malattie tipo non so, che hanno dei tumori, una malattia particolare, sono ulteriori 120 giorni. 120 giorni che possono essere considerati malattie, dopodiché in questo periodo fra l'altro c'è la possibilità, a parte che adesso è bloccato il licenziamento, c'è la possibilità di essere licenziato, fino in tutto il periodo non può essere licenziato il lavoratore. Però oltre altri, per queste malattie, oltre particolari, oltre 120 giorni non sono previste altre indennità. Ecco, io non so se fosse uomo o donna, non ha specificato. Sì, non poi bisogna vedere bisogna vedere i comunque contratti. Il settore metalmeccanico, Sì. artigianato. Il contratto di un metalmeccanico artigianato ma l'INPS paga 6 mesi nell'anno solare. Però poi c'è il comporto per la malattia che si arriva fino a 300 ulteriori 120 giorni. Sì, nell'arco dei 3 anni, perché bisogna sempre conteggiare le malattie anche precedenti, quindi bisogna un po' valutare innanzitutto anche la patologia, perché è anche in base alla patologia che uno poi c'è una riduzione. Per le patologie oncologiche ci sono altri conteggi. Parliamo di 14ª? 14ª. 14ª. La 14ª. Ogni volta quando si dice 14ª arrivano le lamentele, a me non arriva, non ho fatto questo, non ho fatto quello, devo presentare questo piuttosto che quello, allora, no? Ormai è all'ordine del giorno. La 14ª. Hai ricevuto richieste in questo periodo? Non tante, a dire il vero, non ci sono tante richieste, perché l'INPS corrisponde alla 14ª in maniera automatica in base ai dati che ha, in base ai redditi, che tutti i dati in possesso dell'INPS. Se uno ritiene di aver diritto e non ha percepito, può fare tranquillamente domanda tramite il patronato Comunque normalmente è in funzione del reddito percepito, perché si parla di redditi che vanno da 10.000 una volta era fino a 10.000 euro all'anno, poi è stato aumentato, però l'importo della 14ª è in funzione del reddito che hanno avuto, però fa il calcolo direttamente l'INPS in base ai suoi dati che ovviamente ce l'ha tutti. Insomma, in questo periodo le richieste maggiori riguardano il reddito di emergenza? E che altre problematiche? Il reddito di emergenza, come abbiamo detto, è gli assegni familiari. Ah, sono proprio queste? Questi sono i due argomenti maggiori. Uno perché è stato modificato, come dicevamo prima, gli assegni familiari è stato modificato parecchio e quindi non c'è ancora chiarezza, no? Perché non c'è chiarezza, la legge c'è, però sono stati anche aumentati i soldi corrispondenti, il contributo che viene corrisposto per ogni minore. C'è stato molto cambiamento e non c'è stata forse molta chiarezza da parte c'è stata la legge, però non è corrisposto qualcosa di più concreto e più preciso come seguire, come fare, insomma. Renata, toglimi una curiosità, in questo periodo si sono un po' allentate le code davanti al sindacato, perché ci sono state, no? Anche nel periodo Covid prendevano appuntamento, poi c'erano tante richieste. Com'è la situazione anche a Udine? Allora, in questo periodo noi abbiamo ancora le code per gli assegni familiari che molti pensavano che dovevano fare l'ISEE e quindi ci sono ancora tante richieste per l'ISEE.
Poi voglio anche fare un appello e informare molti che non lo sanno ancora che la campagna fiscale andrà avanti fino a fine settembre. Nel 2020 molti lavoratori hanno avuto anche cassa integrazione o più posti di lavoro, hanno cambiato, quindi chi è andato in NASPI o in cassa integrazione deve fare la denuncia dei redditi, perché molti prima con un lavoro continuativo per tutto l'anno non serviva a fare la denuncia, quindi chi ha queste caratteristiche cercate di prendere l'appuntamento fino a fine settembre in modo da fare il 7:30. Quindi i tempi si sono prolungati. I tempi si sono allungati. Poi le grandi richieste, noi in questo periodo abbiamo tante lamentele per i lavoratori dell'agricoltura, che chiedono la disoccupazione agricola, che anche qui l'anno scorso molti hanno lavorato ma sono andati anche in cassa integrazione, quindi c'è un problema nel conteggio delle giornate lavorate e nel conteggio delle giornate di cassa integrazione Covid, e quindi ci sono ancora bloccate tutte le pratiche all'INPS. Abbiate un po' di pazienza, io posso dire, perché siamo in contatto giornalmente con l'INPS per sbloccare tutte queste pratiche. Se noi pensiamo solo come CISL, ne abbiamo quasi ferme 300 domande, quindi sono parecchi lavoratori che aspettano. Lì, quindi figuriamoci quante ce ne sono anche altrove, perché questo non c'è solamente il vostro CAF, no? Ce ne sono diversi. Se in tutti ci sono giacenze di questo genere, ma giacenze perché in attesa di decisioni che si muovano praticamente le decisioni che l'INPS si sta prendendo carico e sta portando avanti, e quindi stiamo proprio lavorando sindacato INPS proprio per liquidare questa disoccupazione agricola. Già sono lavoratori che fanno un lavoro faticoso, è corretto che abbiano questo periodo di disoccupazione se hanno lavorato durante l'anno. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa. Vi ricordo per gli SMS 351 570 5687, per le telefonate in diretta 0432 57 35 17. Ci vediamo fra poco. Messaggio: volevo sapere se periodo d'aspettativa a stipendio zero dopo aver fatto i 6 mesi di malattia, come viene conteggiato per la pensione. Renzo, mi sai dare tu una risposta? Ritengo che sia dei contributi figurativi, però sì, le conviene passare al patronato a fare una verifica. Eh sì, perché nel periodo che non viene pagato, continuano, sono versati i contributi, si blocca tutto? Nel periodo di malattia i contributi vengono comunque nei versati. 6 mesi, nei sappiamo, 6 mesi vengono versati. Ma è dopo, evidentemente. Dopo non c'è l'obbligo da parte della ditta di versare i contributi, però l'INPS ritiene, dovrebbe caricarli come contributi figurativi, però è meglio fare una verifica che venga effettuata. Quindi conviene, non dice da dove scrive, conviene rivolgersi al patrono. Insomma, avete sentito, no? All'inizio della trasmissione Renata ha detto la nostra presenza è capillare, grazie anche appunto ai volontari dell'FNP, ai quali ci si può rivolgere per avere delucidazioni, avere indicazioni per andare magari nello sportello giusto, no? Sì. Certamente. E poi è importante che molte persone che
Ci seguono, ci ascoltano, inviate una mail perché noi le riceviamo, le leggiamo e cerchiamo di dare le risposte anche alle ultime mail che avete ricevuto. Ah sì, ecco, sì, le avevo passata proprio la mail. Esatto, a Ennio. con delle richieste molto particolari, ma abbiamo dato le risposte a tutte le persone. Anche se fanno parte, se sono iscritte ad altri sindacati. Perché... Una risposta non si nega a nessuno e viene data a tutti, poi dopo le persone sanno dove devono andare. Appunto, quindi sapete che c'è appunto un riferimento, un punto di riferimento su quale appoggiarsi per fare delle richieste specifiche. Fra i temi che dovremmo affrontare oggi c'è anche la sanità regionale, adesso che sono praticamente azzerati i ricoveri nelle terapie intensive, praticamente crollato il numero anche dei ricoveri nelle medicine. Quindi adesso si guarda alla nuova sanità. Si guarda al futuro, infatti abbiamo... Vediamo un attimo, sentiamo chi c'è in linea, perché dobbiamo dare priorità ai telespettatori, certo. tanto più che ci mancano 5 minuti prima di chiudere. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Daniela da Udine. Buonasera signora Daniela, prego. Ecco, vi vorrei chiedere un'informazione. Io ho lavorato tanti anni a tempo pieno. Adesso è un paio d'anni che lavoro 20 ore settimanali. Vorrei sapere con la pensione come sono organizzati questi anni, queste 20 ore settimanali. Ecco, sì, perché quando termina il rapporto di lavoro, quando va in pensione, deve fare il calcolo, no? Se con l'ultimo stipendio o come viene fatto. Chi mi risponde di voi due? Chi risponde alla signora Daniela? Cioè, il calcolo delle pensioni viene calcolato in base al montante che viene valutato, certamente che Pronto? Sì, pronto? Ci sente? Non sentivo, no. Noi la sentiamo. Renzo sta parlando. Allora, volevo dirle che ovviamente però io non lo sento, andrò davanti al televisore allora. Vada davanti, però mi raccomando non alzi troppo il volume perché sennò ci fa eco, no? Fa un effetto brutto e non sente bene. Posso chiudere il telefono e andare davanti al televisore? È così, però non possiamo interloquire con lei. Comunque va bene, lei vada davanti al televisore così non sentiamo rumori strani. Tanto Renzo ormai ha capito il problema. Grazie per averci chiamato, signora. Quindi adesso la signora Daniela sta andando davanti all'apparecchio televisivo. Quindi diamole, no? Questi 2-3 secondi per trasferirsi davanti alla TV. Per sentire la risposta. Ecco, dovrebbe esserci adesso. Ecco, dovrebbe essere. È chiaro che nell'ultimo periodo, avendo un rapporto di lavoro a tempo parziale, avrà un calo del montante sul calcolo della pensione. Nel periodo, il periodo per avere diritto alla pensione non modifica, però modifica il montante. Per sapere però quanto è influenza questa diminuzione di contributi, praticamente perché si parla di contributi, bisogna fare il calcolo preciso, bisogna rivolgersi al patronato per fare il calcolo e vedere quanto è stato pagato anche in funzione di quanto è stato pagato precedentemente. Sì, bisogna capire quanti anni di anzianità precedenti, perché fanno la sommatoria, perché normalmente col nuovo sistema della Fornero si prende misto, contributivo, no? C'è il contributivo che viene disposto, viene calcolato su tutto il contributo, però il sistema misto fa riferimento anche al precedente, al periodo di contributo. E quindi alla signora Daniela che cosa consigli? Di andare di corsa al patronato? A parte il fatto che se è prossima alla pensione, si
si può fare anche il calcolo abbastanza preciso, perché dire tu fra 5 anni percepirai questa pensione è un po' difficile. È un po' difficile. È un po' difficile, perché potrebbero anche cambiare, anzi si auspica che si cambi anche il sistema. Però per avere un'idea di quanto possa aver influenzato è meglio andare a fare un EcoCert e vedere quanti contributi ho in carico e da lì provare a vedere, fare una proiezione per la pensione. No, si auspica, hai detto che si cambi il sistema, però quando sono cambiati i sistemi sono sempre stati più penalizzanti rispetto a quelli che c'erano prima. Vedo Renata che sorride, ridacchia. Sembrerebbe, almeno anche la CISA aveva fatto la proposta di, ci potrebbero essere le posizioni, la possibilità di avere delle modifiche delle pensioni che non siano a portare a 70 Quindi anni. la signora Daniela vada al patronato, ha detto che è di Udine e il patronato ha la sede a Udine in via, ricordiamo, numero 16. Ecco, le hai ricordato tu. Non so se abbiamo ancora telefonate in linea, telefonate pronte, qui mi segnalano però dobbiamo chiudere, mancano 30 secondi perché poi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Allora, 30 secondi, veloci, adesso sono 23. Piccolo proprio spot, abbiamo parlato per 1 anno e mezzo di Covid, di tamponi, delle terapie intensive, del personale. L'altro giorno finalmente abbiamo aperto un tavolo con l'assessore Riccardi, un tavolo dove si sono aperte diverse tematiche, non più solo pandemia, ma anche per il futuro, quindi un tavolo per il personale e le retribuzioni del personale, un tavolo per la riclassificazione delle case di riposo e un altro tavolo sulle liste d'attesa, come eliminare le liste d'attesa e come mantenere all'interno della nostra regione tutti i pazienti che hanno bisogno di cure sanitarie senza che ci sia l'esodo verso altre regioni. Bene, siamo in chiusura, salutiamo Renzo Mularo dell'FNP CISL di Codroipo e Renata Della Ricca dell'AST CISL, segretaria AST CISL di Udine. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo sempre in diretta alle 18:15 con lo Sportello Pensionati. A mercoledì, arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.